Bene, buongiorno. Oggi sono a Medea e parteciperò alla prima edizione della Collio Birda Gravel Experience. Farò il percorso da 75 km. Ora sono appena arrivato, ho scaricato la bici, vado a ritirare il pacco gara e poi verso le 9 partirò in direzione, diciamo, della Slovenia. Dopo ti svelo tutto il percorso. A dopo. Bene, pacco ritirato, un paio di calzini e una bustina di sali. Adesso ho lasciato giù il sacchetto in macchina, torno alla partenza, timbro e inizio il giro. Bene, siamo partiti da 10 minuti circa, ci stiamo dirigendo verso Cormons, quella zona lì, e attraverso la ciclopedonale Versa Iudrio. Non siamo in molti, io purtroppo sono da solo, doveva esserci anche Davide, il mio amico di Venezia, quello che hai già visto in altri video di bici. Purtroppo ha avuto un piccolo incidente, quindi non ha potuto partecipare. Ora avremo circa una cinquantina di chilometri prima del primo punto ristoro, che sarà in Slovenia. Intanto adesso proseguo, vediamo se alzo un po' il ritmo, perché adesso siamo veramente un po' blandini e tra un po' inizieranno anche le salitine. Bene, altra bellissima zona questa, qui c'è il castello di Spessa con il campo da golf, è un posto molto bello dove sposarsi, bella villa con parco, villa storica. Ora credo andrò verso Capriva, immagino così, non mi ricordo bene la traccia. Continuano questi posti spettacolari. Io è la prima volta che vengo da queste parti in bici, solitamente ci passo in macchina, magari si va a far benzina di là o si viene a mangiare, a bere, a comprare vino, però in bici la prima volta che vengo e sono veramente rapito dalla bellezza di questi posti. La bici è effettivamente il mezzo migliore per scoprire il territorio, non c'è niente da fare, perché passando in macchina non ci si rende conto, oppure non si possono fare determinate strade. Come in tutti i valichi di confine che si rispetti, appena passato il confine c'è il distributore, coda anche oggi. Vediamo quanto costa la benzina qua. Non sono riuscito, non c'era l'indicazione del prezzo su colonna, ma visto la coda di macchine ho idea che costi meno, per cui mi sa che una volta finito il giro qua, prima di tornare a casa faccio un salto a mettere qualche litro di gasoline. La zona in cui sto pedalando in questo momento si chiama Birda, che sostanzialmente è il Collio sloveno. Anche qui, come in Italia, è zona di produzione di vini. Queste parti, oltre a vigneti, si trovano un sacco di ciliegie e di pesche. Per il vino, pian pianino anche qui iniziano a produrre dei prodotti interessanti. Chiaro, non siamo ancora a livello nostro del Colle Friulano, ma d'altronde in queste zone, in Italia, sono le zone dove si producono i migliori bianchi d'Italia. Sauvignon, Malvasia, il compianto Tokai diventato friulano, vini eccezionali che vengono per l'appunto da queste zone, tra la parte del Collio verso Cividale, quindi Prepotto, poi Cormons, Capriva, giù, Gorizia, e poi una parte anche del Carso triestino con Prosecco, da dove deriva quel vitigno diventato famoso, molto famoso nel mondo grazie al Veneto. Questa zona qui è veramente, per mangiare e bere bene, super consigliata, per cui se ti piace bere, mangiare e magari anche pedali, io un weekend qui te lo consiglio. 2 o 3 giorni sono sufficienti, si viene qui, sono un sacco di bed and breakfast, agriturismi,
ci si riposa, si mangia, si beve, si fa qualche pedalata, per cui veramente zona tra Cividale, Cormons, Capriva, Gorizia, veramente super consigliato se, come dico, ti piace pedalare, mangiare, rilassarti, veramente consigliato un paio di giorni qui. Ciao. Ristoro? Acqua. Ecco, soprattutto acqua. Acqua, guarda. Sì, ce l'ho l'acqua visto, vuoi? fontanella già vista. Ok. Grazie. Non so tu, ma quando mi passa una full VHF così tirata a nuovo, il brividino mi viene. Allora il Quarin, lo strappetto del Quarin ha lasciato un po' il segno e adesso inizia a essere un po' non stanco, ma sulle gambe, soprattutto sulla gamba sinistra, se provo a fare qualche rilancio mi parte un bel crampetto, probabilmente un po' il caldo incide, poi io soffro un po' purtroppo di crampi. Ad ogni modo mancano 15 km, per cui adesso me li faccio con calma, tengo un rapporto bello agile, frullo un po' e poi vabbè, vediamo sul Colle di Medea come andrà. Al momento anche sì, oggi è una bellissima giornata, ma fa veramente caldo. Bene, allora mi dovrei scusare, ma una volta che sono arrivato alla zona festeggiamenti ho mollato tutto, mi sono preso la pasta, mi sono bevuto una birra perché ne avevo veramente bisogno. Quindi adesso riprendo col video di chiusura mentre vado alla macchina. È stato un giro molto bello, mi è piaciuto molto. Ho parlato con qualcuno, diceva un po' di troppo asfalto, ma in realtà a me è piaciuto, io il gravel lo intendo così. Posti pazzeschi, assurdi, bellissimo, sia qui, diciamo nella parte di pianura, tra Medea e Cormons, poi Colle Italiano e Brda sloveno, posti veramente fantastici. Giornata stupenda, un po' calda, chi ha fatto i 100 km ha patito molto. Per fortuna che alla fine io ne ho fatti 75, però gran bel evento, organizzato bene, mi è proprio piaciuto, quindi complimenti all'organizzazione. Ecco, intanto ho finito pure la batteria, adesso sono riuscito a ricaricare un po' la Osmo
E effettivamente, allora chiudo velocemente. Ho messo via tutto, sono ripartito, vado a fare benzina in Slovenia visto che costa di meno e almeno risparmio qualcosina e unisco l'utile al dilettevole. Allora spero che questo video ti sia piaciuto. Io ti lascio sotto in descrizione ti lascio la traccia su Strava del giro fatto, quello di oggi, e poi magari qualche link qui sulle zone. E niente, dai, io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!